Michael ha lavorato in settimana, ha dato qualità come aveva sempre dato in precedenza, è un giocatore per noi determinante che ha caratteristiche uniche, quindi credo che possa essere una delle valutazioni, sicuramente sarà della partita, come dicevo per Russini prima, è una delle valutazioni se farlo partire dall'inizio, ma ha fatto la settimana al completo, quindi potrebbe essere in campo da titolare. Michael Liguori sarà in campo, forse non dal primo minuto. Il 25enne attaccante del Calcio Padova è sicuramente parte della squadra che Matteo Andreoletti, allenatore dei biancoscudati, sta studiando per la sfida casalinga del Leoganeo contro il Feralpi Salò. 4 gol in 9 partite, il centro decisivo nel derby con il Vicenza sono certezze e sul campo non mettono in ombra la sentenza di primo grado con l'accusa di violenza sessuale e la condanna a 3 anni e 4 mesi nei confronti di Liguori emessa dal Tribunale di Teramo. Un caso che ha diviso la città a partire dalle dichiarazioni dell'assessore alle politiche scolastiche Cristina Piva che chiedeva alla squadra di mettere l'attaccante fuori rosa e proprio per questo l'atteggiamento di mister Andreoletti nella conferenza prepartita è stato chiaro da subito. Chiariamo subito, credo che questa sia la conferenza stampa pre-gara di una partita importantissima e quindi è legittimo che facciate tutte le domande che vi sentite di fare. Per quanto mi riguarda non ho intenzione di trattare l'argomento extracampo perché non è questo il caso, soprattutto perché credo che in questo momento già è successo, qualsiasi cosa dirò o l'avrei detto o ho detto in passato sarebbe poi strumentalizzata, quindi non ho assolutamente intenzione di trattare l'argomento. Se vogliamo parlare della partita, quindi come ha lavorato la squadra in settimana. La linea del calcio Padova era stata univoca e affidata in settimana a un comunicato. Il presidente Francesco Peghini e l'amministratore delegato Alessandra Bianchi hanno dichiarato che la società non esprimerà alcun tipo di valutazione in merito alla vicenda fintanto che la giustizia non si sarà espressa con una sentenza definitiva in ultimo grado di giudizio.